Amici sportivi, nel dopogara del derbissimo Pisticci Matera con due dei protagonisti, Antonio Albano e bomber Cosmiano Donofrio. Cosmiano, dopo l'impresa di Potenza il Pisticci gioca in un modo arrembante. Aveva bisogno di quella prestazione di Potenza per far sì che uscissero fuori tutte le qualità del Pisticci? Beh, sicuramente è stato un pareggio importante, quasi quanto una vittoria. Alla fine ci serviva questo soprattutto per il morale, perché magari le altre partite abbiamo giocato benissimo, forse anche meglio di altre, però abbiamo sempre pareggiato, non siamo riusciti ad ottenere i 3 punti. La partita di sabato scorso ci ha dato molta fiducia e soprattutto ci ha dato forza per continuare ad andare avanti e soprattutto migliorare la nostra classifica. Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutta la rosa per la prestazione di sabato. Veramente rimontare 5 gol è stata una vera impresa. Come ben sai, noi siamo una squadra molto strana, ci complichiamo le cose più facili diventano difficili, le cose difficili le facciamo diventare facili. Però penso che dopo il pareggio ottenuto, la vittoria di oggi che era molto importante, possiamo riprendere come una volta, a giocare come una volta. In tribuna ai tuoi gol ho visto una persona particolarmente contenta. Sì, Francesco, che ci manca molto, ma stiamo colmando la sua assenza a quanto pare. Siamo con Piero Di Mita, il jolly del Matera. Piero, il Pisticci oggi, contro il Pisticci oggi c'era poco da fare. La verità, noi sapevamo già di fare una guerra qui, perché come sappiamo il Pisticci è una squadra ben organizzata sia a livello tecnico che a livello di grinta. Sapevamo che doveva essere una partita dura, ci abbiamo provato alla fine, anche perché loro venivano da un pareggio molto importante, erano più carichi, sapevano di stare in campo bene, di giocarsela la partita. Siamo stati anche sfortunati, traverse, pali, però il calcetto è questo, non puoi fare niente. È finita così, faccio i complimenti al Pisticci perché sta facendo un bel campionato. Era partito male, si sta riprendendo molto bene. Dico in bocca al lupo al Pisticci.